È stato presentato oggi nella Sala Razzi del Comune di Verona l'incontro pubblico dal titolo Energie cooperative, il mutualismo nelle CER, che si terrà nella medesima sala venerdì 20 giugno alle ore 15:30. Ad illustrare i dettagli e lo scopo dell'evento sono stati l'assessore alla transizione ecologica e all'ambiente Tommaso Ferrari e il segretario provinciale di Lega Coop Davide Mantovanelli. L'incontro, promosso da Lega Coop Veneto con il patrocinio del Comune di Verona, sarà l'occasione per un confronto tra quanti nel territorio veronese si stanno impegnando sul tema della sostenibilità e in particolare delle CER. A ribadire l'importanza del modello cooperativo nel settore energetico è l'assessore Ferrari. Sì, sicuramente è un modello che noi vogliamo facilitare, soprattutto nello sviluppo all'interno della nostra città. Abbiamo già esperienze di comunità energetiche all'interno del nostro comune, del nostro territorio. Il modello cooperativo è una delle modalità con cui può avvenire appunto la costituzione di una comunità energetica, e l'appuntamento che grazie a Lega Coop faremo in comune è sicuramente interessante e utile anche per fare formazione su questo tipo di modello. Tommaso Ferrari che sottolinea anche i risvolti sociali legati alle CER. Assolutamente, un modello che ha dei risvolti sociali importanti. Ovviamente le comunità energetiche rinnovabili non solo sviluppano produzione di energia a fonte rinnovabile, ma vogliono anche avere l'obiettivo di creare una vera e propria comunità, quindi da un punto di vista sociale, ma anche con l'obiettivo di contribuire alla lotta alla povertà energetica. Tra gli interventi previsti venerdì ci sono anche quelli di Marta Cenzi di Fondazione Cariverona, di Giorgio Nanni di Lega Coop Nazionale, di Antonio Bottega del Comitato Provinciale di Legambiente, di Riccardo Tessari, vicepresidente della CER Lucense 1923 e del presidente di Lega Coop Veneto Davis Rizzo. Proprio Lega Coop vede in questo appuntamento un'occasione importante per confermare la bontà del modello cooperativo anche sul territorio scaligero. È un fenomeno in crescente espansione per noi e credo che rappresenti una frontiera interessante da perseguire. Ci sono state molte iniziative sviluppatesi proprio qui a Verona e noi vorremmo cercare di intercettarle per dare una risposta sia in termini di consulenza tecnica sia in termini di sostegno del punto di vista anche finanziario laddove sia possibile attraverso i nostri sistemi finanziari di Lega Coop. Anche Mantovanelli sottolinea i benefici economici e sociali del modello CER. Sì, senz'altro queste sono due ragioni fondamentali. Noi riteniamo però che il modello cooperativo in quanto modello eminentemente d'impresa sia più corrispondente rispetto alla possibilità di far resistere queste iniziative, che spesso invece si arenano proprio per una iniziativa che nasce troppo frequentemente su basi fragili che invece dovrebbero avere un sostrato di impresa molto più solido, e riteniamo appunto che la cooperazione possa assolvere questa funzione con una grande efficacia.